La tragedia in via Pracastello, in località Levà, a Montecchio Precalcino, si è consumata all'interno di questa abitazione. Con ogni probabilità il malfunzionamento di una stufa sarebbe all'origine dell'incendio che non ha lasciato scampo al proprietario della casa e al suo cane. Gianni Marotto, 75 anni, tecnico radiologo in pensione, avrebbe anche cercato la fuga tentando di aprire una finestra, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto proprio per intossicazione con conseguente asfissia. A dare l'allarme intorno alle 5:30 è stato un passante che ha visto il fuoco uscire dalle finestre. Un incendio che ormai era divampato in maniera molto violenta all'interno dell'abitazione. Nella restante porzione c'era una gran quantità di fumo e di gas tossico e nocivi ed asfissianti. Una volta dentro, i pompieri hanno fatto la triste scoperta. All'interno dell'abitazione poi è stato rinvenuto il corpo del proprietario e il suo cane. Ecco, erano per l'appunto riversi a terra. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Tiene, i quali escludono al momento il coinvolgimento di terze persone. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell'immobile e della salma. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per parecchie ore. Sul luogo della tragedia sono arrivati i parenti di Marotto, la sorella gemella e diversi nipoti e conoscenti. L'uomo viveva da solo in questa casa, con lui solo l'inseparabile cane. Oggi se ne sono andati insieme, uniti anche nel momento della morte.